Cominciamo subito con Max Bancheri, che è un operatore amministrativo in un'azienda informatica di Delia, che ama l'arte, ama la bellezza e lo spirito della nostra isola. E da queste sue passioni nasce questa raccolta che si chiama Haikufu. Haikufu, ma come lo dobbiamo pronunciare? Come vuoi, così, vabbè. quindi potrebbe essere anche Haikufu. Haikufu. Benissimo. Che è un esperimento letterario e linguistico che unisce un'antica tecnica di composizione orientale, che è appunto quella che conosciamo, gli haiku, no? Alla lingua siciliana, per raccontare l'anima anche della Sicilia. E i suoi versi hanno trovato un ideale connubio con le illustrazioni realizzate dall'artista palermitana Giovanna Milazzo. E niente, sentiamo direttamente da te come nasce, insomma, raccontaci tutto. Vi racconto un po'. Innanzitutto grazie e saluto tutte le figure di riferimento, signor Sindaco non ce l'ho fatta, per l'ospitalità. Mi confesso emozionato, perdonerete se mi baso un po' sugli appunti che ho preso, mi serve non perché mi manchino le parole, ma per non uscire fuori dal seminato, insomma, per fare un discorso organico. Sono emozionato a partecipare a questo evento, un evento che vorrei definire prezioso. Vi prego fin d'ora di memorizzare e tenere buona questa parola, non userò le parole a caso, un evento prezioso come la festa dell'identità che si tiene a Camastra. E sono anche entusiasta, altra parola che vi prego di memorizzare, quindi preziosità ed entusiasmo, perché eventi come questi, come posso dire, mi fanno respirare meglio, dissipano un po' quell'oppressione che alle volte, almeno a me personalmente, mi assale quando osservo scene di un mondo che spinge sempre più all'uniformità, alla standardizzazione. Quindi spero perdonerete anche qualche confidenza personale di questo tipo, però anche di questo credo, proprio di questo credo tratti la festa dell'identità tutta a cui oggi partecipiamo. Interagire con le tentazioni di omologazione, anzi imparare a utilizzarle lavorando alla propria identità, in modo da iscriversi in un mondo più eterogeneo, più variopinto, costruito sulla molteplicità, come del resto è abituata a esprimersi Madre Natura, o Nostro Signore, che dir si voglia, voglio dire, la molteplicità, la diversità. Allora, dicevo, ho parlato di preziosità e ho anche dichiarato il mio entusiasmo, quindi preziosità ed entusiasmo sono due parole che non uso a caso. Allora, sulla preziosità in generale, sulla preziosità di questa festa, ci tengo a specificarlo, non è solo un modo di circostanza per apprezzare formalmente questa iniziativa, che comunque merita ogni apprezzamento, però vi prego di intendere, appunto, vi ho chiesto di memorizzare questa parola, preziosità, proprio perché è l'asse portante tanto del mio intervento quanto ritengo anche della festa in sé. Procediamo con calma. Allora, a parte la forte connotazione di sicilianitudine, quindi l'aspetto legato alla nostra terra e alle nostre tradizioni, mi sono detto, questa è una festa innanzitutto dell'identità. Che cosa significa identità? E soprattutto per quale motivo farne una festa, una celebrazione? Allora, ad aiutarci a riflettere su queste domande e anche ad altre che mi divertirò a fare, sicuramente ci saranno interventi e relatori di gran lunga più esperti di me, che sono molto curioso di ascoltare. Ciò che mi preme evidenziare però, intanto che introduco il mio intervento, è che anche io nel mio piccolo, come si dice, ho da poco scoperto che la realizzazione e anche oggi la presentazione di Haikufu, la raccolta illustrata di haiku siciliani, all'inizio senza saperlo, però via via più consapevolmente mi sono trovato a dare un contributo concreto, fattivo, proprio a quelli che credo siano gli intenti di fondo, il perché che anima tutte le iniziative e credo le fatiche sottostanti alla festa dell'identità siciliana di Camastra. E allora, per quanto mi compete, io sono un ospite, sono di Delia, vengo, però nel mio piccolo e per questo momento che mi viene dato, lasciate che anch'io vi porga un benvenuto. Benvenuti a questo evento prezioso, che ognuno di presenti, mi auguro, abbia il più meritato dei riconoscimenti per la sua presenza qui oggi, e dico ognuno, non come gruppo.
ognuno con la propria presenza fisica, con le emozioni che è disposto a mettere in gioco, con tutti i pensieri che desidera condividere intanto che segue una relazione, o assiste a uno spettacolo, o scambia due parole mangiandosi un panino a uno stand. Ognuno qui, dicevo, sta incrementando con la propria presenza questa preziosità dell'evento di cui parlo ed il cui termine appunto non ho scelto a caso. Tutto questo preambolo non lo faccio per captare le simpatie dei presenti, se arrivano ovviamente meglio, però voglio dire, però ho dei motivi ben precisi, ci arriverò al punto, ecco, il perché la presenza di ognuno di voi, al di là del numero che siamo, è assolutamente preziosa. Allora, quindi, come dicevo, benvenuti o cuori siciliani, benvenuti o anime siciliane, e lasciate che vi parli di haiku giapponesi, che uno dice, cavolo, la festa dell'identità siciliana, uno dei primi interventi quasi in apertura della festa dell'identità siciliana, e Kisto si mette a parlare di haiku giapponesi. Però, se facciamo riferimento a questa preziosità di cui ho parlato, all'asse portante del mio intervento che sto cercando di esplicare, vi assicuro che la cosa ha perfettamente senso, per quanto possa sembrare paradossale. Quindi, concedetemi qualche minuto di fiducia, il tempo che provo a decollare bene con le parole, e concedete a voi stessi per un attimo la libertà di uscire fuori dalla Sicilia, per un attimo soltanto, accostarvi a un'altra cultura, però sapendo bene che presto si ritorna a casa, e soprattutto sapendo bene, e questo è l'asse portante di cui parlo, nel nostro breve tour dall'altra parte del mondo un po' di Sicilia ce la portiamo appresso, la esportiamo per così dire. Il che significa che in questo piccolo esercizio, anche se ci saremo spostati all'altro capo del mondo, in realtà non ci saremo mai allontanati dalla nostra terra, quindi tranquilli che siciliani si resta. Di fatto abbiamo portato il mondo qui, grazie al nostro concederci la libertà di spostamento. Non so se mi spiego. Quindi compiamo un atto creativo, sottolineo creativo, e proviamo assieme un atto creativo appunto di considerazione. Conosciamo un'altra identità, per così dire, dall'altra parte del mondo, per poi tornare a riconoscere e a riscoprire la nostra. Allora, magari per chi ne sa poco, mentre chi conosce spero vorrà perdonarmi, dico questo. L'haiku è un componimento, come Eliana ha introdotto, di origine giapponese. Ha origine nel XVII secolo. In questo periodo, XVII secolo, lo scrittore Masaoka Shiki inventò proprio il termine haiku come contrazione di un'espressione più estesa che era haikai no ku, che significa verso di un poema a carattere scherzoso. I giapponesi mi fanno ridere che con 3 sillabe tipo dicono frasi lunghissime, ok? Allora, già sta cosa, il fatto che fosse un poema a carattere scherzoso, a me mi ha sempre ispirato simpatia da subito per questo genere poetico, perché ritengo che anche nella più seria delle attività, anche nella più impegnata delle arti, un minimo ci si debba divertire, Dio santo, e quindi ho sempre provato simpatia per questa forma espressiva. Da un punto di vista metrico voglio snocciolare qualche informazione relativamente agli haiku, tanto per condividere, ecco, questo strumento poetico. Da un punto di vista metrico gli haiku hanno 3 versi, 3 righe quindi, con uno schema 5-7-5, cioè 5 sillabe il primo verso. In realtà non si dovrebbe parlare di sillabe, perché, diciamo così, i giapponesi, avendo un diverso sistema di scrittura, potremmo chiamarle unità di suono, diciamo, la durata di un suono, però tra di noi chiamiamole sillabe, ok? Quindi 5 sillabe il primo verso, 7 sillabe il secondo verso, 5 sillabe l'ultimo verso. 3 versi, quindi 3 brevissimi versi. La gioia dei nostri studenti scolastici, no? Che hanno eletto a santo Ungaretti perché scriveva poesie brevi, facilissime da ricordare. Mi illumino d'immenso, ovviamente, inevitabile, ok? Allora, spesso negli haiku vengono contemplati i cosiddetti kigo, cioè dei riferimenti stagionali, quindi spessissimo quasi tutti gli haiku hanno dei riferimenti naturali. Detto questo, va da sé che sia in Oriente sia poi in Occidente esistono haiku che magari escono fuori dalle tematiche canoniche, escono fuori anche dalla metrica canonica, quindi ci sono haiku che durano di più, di meno, eccetera. Fatta la regola, come si dice, poi l'eccezione ci scappa sempre. Tuttavia, dicevo, non mi interessa molto entrare nel tecnico, nella storia di questo genere. Mi premeva solo condividere alcuni elementi perché
Alcuni in particolare mi richiamano proprio anche la nostra tradizione popolare siciliana. Ad esempio, l'haiku si diffuse come forma di poesia popolare proprio per questo suo carattere di immediatezza e di apparente semplicità. Era divertente e quindi nel popolo l'haiku giapponese si diffuse subito. E non mi ha stupito a tal proposito, lasciate che faccia un po' di cortiglio, diciamo, quando ad alcuni amici, prima ancora di pubblicare, ho letto degli haiku siciliani contenuti adesso nel libro, poco dopo, nella riunione che eravamo assieme, loro siano come stati colti da una specie di fuoco sacro siciliano. Si sono messi tutti a recitare stornelli, i detti popolari che conoscevano, e chi ha mai assistito a un fenomeno del genere sa che quando in un gruppo siciliano parte un castello di fuoco di questo tipo non ci si ferma più finché i detti, i proverbi, i modi di dire, come diceva Mapà, non vengono detti tutti. Lo sorci ci disse la noce, tempo ma dare che te piercio, ieri ne ho sentito dire una alla mia mamma, Venere di natura come aggiorna così scura, tutta una serie di stornelli che non finivano più, per i quali mi sono chiesto, ma che c'entra con gli haiku? Io ho letto 3 haiku ed è partita un'orata di questo exploit. Mi sono spiegato la cosa proprio in questo senso. Il carattere popolare dell'espressione, quindi dell'espressione poetica, ha richiamato il carattere popolare di tutte queste espressioni popolari che circolano e che fanno parte delle nostre famiglie, delle nostre tradizioni. Sapete che vi dico? È inutile che sto qui a descrivere ulteriormente e tecnicamente gli haiku. Se Eliana può, e se la sente, ci siamo preparati, ce ne può leggere qualcuno di haiku giapponese, ovviamente non in giapponese, ma tradotto in italiano, così ci facciamo un'idea delle caratteristiche, del carattere di questo componimento poetico. Stanco, entrando in una locanda fiori di glicine. Il tetto s'è bruciato, ora posso vedere la luna. In questo mondo anche la vita della farfalla è frenetica. La campana del tempio tace, ma il suono continua ad uscire dai fiori. Accatastata per il fuoco, la fascina comincia a germogliare. Insieme sudano buoi e uomini. Grazie Eliana. Tanto per farsi un'idea, poi recitati da Eliana, insomma, mi sembra chiaro come funzionano un po' sti componimenti. Questo era proprio per farci un'idea. Ovviamente poi questa tradizione viene esportata in tutto il mondo, i confini si aprono, per cui negli Stati Uniti Jacques Kerouac scrive «Gli uccelli cantano nel buio, alba piovosa». Dall'Argentina Borges risponde «La luna nuova, lei pure la guarda da un'altra porta», capovolgendo il senso. Ecco, in Italia, ad esempio, Margherita Guidacci risuona «Treno di notte, sulla mia insonnia passano altri destini». E tanti altri poi si sono cimentati in questa tecnica che per certi versi richiede perizia, però per altri versi, è proprio il caso di dirlo, nasce spontanea. E giungiamo finalmente in Sicilia, quindi bentornati ancora una volta qua in Sicilia. Io onestamente mi sono documentato, o meglio, non mi sono documentato più di tanto, non saprei dire se e quanti componimenti brevi esistano in siciliano e se i siciliani che li hanno scritti li hanno mai chiamati haiku. A me comunque è successo di scrivere haiku e credo che la maniera migliore, forse più funzionale e meno noiosa, per condividere coi presenti questo libro sia semplicemente, in tutta semplicità, raccontarvi come è nato, come si è evoluto, diciamo così, nella storia. Quindi vi prego di concedermi qualche minuto affinché vi racconti la cosa, anche perché, così facendo, oltre che presentarvelo questo libro, risolvo anche uno dei problemi più temuti che un autore deve affrontare quando presenta un lavoro al pubblico, il gravosissimo onere, signori e signori, dei ringraziamenti.
Mi sono detto, io racconto la cosa e così man mano che racconto introduco le persone che mi hanno aiutato a questo libro e le ringrazio e risparmio tempo alla fine, ok? Quindi non per essere ingrato, ma per procedere con un certo ordine. Anche perché dico, uno scrittore di haiku, ogni poesia su 3 versi, devo farlo lo sforzo di essere il più breve possibile, non avrebbe senso se mi tiro i ponti a presentare un libro di componimenti brevi, tirando, insomma, impiegando troppo tempo, giusto? Quindi, ok. Allora, sarebbe uno ossimoro. e quindi lasciate che vi racconto. In più, raccontarvi come è nato, credo che mi garantisca la possibilità di testimoniare come i lavori che hanno condotto a questo libro sono perfettamente in linea con quella preziosità di cui parlavo all'inizio, con l'asse portante, quindi con il perché la festa dell'identità siciliana. Ci arrivo. Allora, anni fa aprì una pagina Facebook che mi serviva per divulgare tutte le iniziative relative all'insegnamento della meditazione, una pratica che mi affascina tutt'oggi e che mi dà un sostegno incredibile e che consiglio caldamente. Al di là di tutte le connotazioni spirituali, religiose da cui ci perviene questa tradizione, vi invito a farci un serio pensierino anche solo a quella che gli psicologi chiamano mindfulness, che altro non è che appunto la pratica della meditazione snellita, sfrondata di tutti gli aspetti spirituali, perché dà un beneficio incredibile. Torniamo a Facebook. Allora, come certo saprete, quindi mi aprì sta pagina, come certo saprete l'algoritmo di Facebook è spietato, perché se uno non pubblica contenuti regolarmente, anche banali, diciamo, vengono penalizzati anche quei contenuti che lui vorrebbe, il suo profilo, le prestazioni del profilo si abbassano e quindi non si ha molta visibilità. Ecco il motivo per cui, diciamo così, Facebook e i social pullulano di minchiate. Si può dire minchiate a Camastra? Scusate, non vorrei usi, costumi. Okay. Si può dire, ok, che il termine tecnico è quello, i social pullulano di minchiate anche per questo motivo, perché la gente vuole visibilità, a prescindere poi da quello che pubblica. Per cui anch'io mi trovavo questo problema. Devo dare visibilità ai miei corsi. Se non pubblico regolarmente, non posso pubblicare ogni giorno lo stesso post, lo stesso corso. Oppure non volevo riempire la pagina di foto di gente con gli occhi chiusi, tutta nelle spiagge, non mi piace molto quello scenario, preferivo far capire, cercare di comunicare che la meditazione ha un carattere pratico, proprio nella vita pratica. Allora dico, che mi posso inventare? Meditazione, quindi già la mia testa orientaleggiava, poesia, dico mi sarebbe piaciuto qualche contenuto poetico, dico cavolo, con 3 versi me ne esco. In settimana ne riesco a scrivere 2 a settimana, altri 2 post, mi riempio la settimana con i post e quindi mi misi a scrivere gli haiku per questo banalissimo motivo. Quindi li corredavo con una foto molto semplice da trovare e quindi partii così. Comunque, come dicevo, questi sono, perdonate la polemica su Facebook e sulle minchiate, però diciamo questi sono gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione. Vi ho voluto accennare proprio alle origini degli haiku e a questa vicenda di Facebook perché si apre uno spiraglio nell'idea che vorrò condividere alla fine, e cioè diciamo così, alla maniera di condividere la nostra sicilianità. Dobbiamo fare i conti anche con questi strumenti che apparentemente potrebbero soffocare l'identità che noi invece vogliamo fare emergere, però sono strumenti, sono solo strumenti. Comunque, torniamo all'appassionante cronaca della mia vita. Dovendo spingere un po' questa pagina, dicevo, mi misi a scrivere queste poesie. L'idea di scrivere sti haiku mi piaceva tantissimo. L'haiku mi dava modo di cogliere in modo immediato, non descrittivo ma evocativo, luoghi, persone, cibi, panorami della mia terra, e allo stesso tempo potevo metterci dentro il sentire, i sentimenti, le emozioni, sia quelle più dolci e rasserenanti, sia quelle più vergognose e inquietanti. Perché no? La poesia già consente di fare tutto questo in modo prediletto, proprio per la sua natura di forma artistica, però con gli haiku scattare una foto, un ricordo mio da bambino, o a un'impressione delle mie gite adolescenziali, o a un moto spirituale d'adulto, mi veniva molto semplice con gli haiku, era proprio divertente. La cosa non solo iniziò a divertire me, ma mi accorsi che i post con gli haiku facevano più visualizzazioni dei post per la meditazione, con cui, quindi sta cosa funziona, veramente divertente. Però come non fu travolto dalle
vicende quotidiane, dal lavoro di ufficio, perché gli haiku un pane subito non ne portano, diciamo così. Allora, questi haiku io mi divertii, li raccolsi, li condivisi con gli amici, gli stornelli di cui vi raccontavo poco fa, dopodiché, diciamo così, furono dimenticati in una cartella di computer e me li ero anche stampati in un cassetto. Però per ogni cosa, come si dice, il tempo matura. Di recente mi vengono a coincidere due eventi che vi voglio raccontare che riguardano questi haiku siciliani. Se non che conosco il caro Giovanni. Giovanni, tieniti, lo so che diciamo sei schivo di complimenti, però ripeto, non racconto, lo ringrazio ovviamente, lo ringrazierò, però non racconto questa cosa per fare la prosopopea di Giovanni o di tutte le persone che nominerò. La cronaca di questo libro ve la sto raccontando perché secondo me le fasi che mi ci hanno portato rispecchiano, cioè hanno molti punti che possono essere validi da considerare in un ripensare alla propria identità. Ok, quindi lasciate che vi racconti come. Evento numero 2, conosco il caro Giovanni. Entrambi viviamo a Delia da una vita, ma fino a pochi mesi fa non solo non ci siamo mai parlati, non ci siamo mai neanche incontrati, manco che a Delia fosse grande come New York. Però, ancora una volta, succede come fu per gli haiku, bisogna aspettare il tempo che ci vuole affinché i tempi maturano. Allora, quindi, per motivi diversi con Giovanni ci conosciamo. Come fanno i giapponesi con i colletti bianchi che appena si conoscono si scambiano i biglietti da visita, è una pratica che in Giappone si fa tantissimo. Io e Giovanni, scoprendo la reciproca vena creativa, ci scambiamo le cose. Giovanni, fammi vedere il video che hai montato, che io domani ti porto le cose che ho scritto, fammi leggere la bozza che hai scritto, che io domani ti porto quello che ho nel cassetto. Ci siamo scambiati le cosette così. Giovanni, appunto, è la prima persona che voglio ringraziare tantissimo, perché lui, occhio fino, vede negli haiku un valore che neanche io, una preziosità, scusate, è quello il termine che ho scelto all'inizio, che neanche io all'inizio avevo scovato. Inutile dire che i suoi apprezzamenti, quindi le sue parole, soprattutto le possibilità ulteriori di valorizzare questo libro, a me mi diedero letteralmente fuoco. Cavolo, so impaginare il libro, Amazon mi consente di pubblicare subito, Giovanni mi sta dando una spinta, un supporto, io 2 giorni dopo che lui mi aveva fatto avere un primo feedback dico ora tac, clic e pubblico, quindi rischiando di usare lo strumento in modo maldestro, anzi rischiando quasi di essere io utilizzato dallo strumento. Il caro Giovanni invece, è il motivo per cui lo ringrazio, oltre che il fatto, sappiate che la cura editoriale, l'editing, dalla copertina, lui è come si dice, uno dei colpevoli principali, però il caro Giovanni lo ringrazio soprattutto per questo motivo. Ha tirato il freno a mano del mio animo e mi ha aiutato a attraversare le varie fasi che effettivamente si attraversano prima di arrivare a una pubblicazione. E allora il caro Joe, nel tenere d'occhio l'identità del libro, mi aiuta a riscoprire la mia stessa identità. La prima cosa che fece, mi ha messo in contatto, mi apre Giovanni, altro che IA, intelligenza creativa, intelligenza artificiale, mi apre al mondo della collaborazione, per cui mi mette in contatto con la cara Giovanna Milazzo. Ha provato Giovanna a essere qui, ma da Palermo con i figli è un massacro, poverina, però è qui e manda tanti saluti a tutti, quindi comunque è presente. Una cara persona, una mamma di famiglia con la quale ci sentiamo ormai quasi regolarmente, che come si dice, riesce a realizzare queste grafiche fondendo in qualche modo il gusto, non so se avete presente, si chiama arte shodo, è l'arte con cui con pochissime pennellate, sì, ce la fai, se vuoi aprilo, scorrilo, insomma, eventualmente, con pochissime pennellate l'artista giapponese fa un ideogramma, ok? L'artista Giovanna riesce a simulare quest'arte, però trasformando, evolvendo le grafiche, ispirandosi, molti si chiamano petroglifi o pittogrammi, a queste figure che troviamo in molti siti rupestri. E quindi Giovanna ha sta botta di intuizione che una IA, per quanto esperto uno nel dare istruzioni a una IA non avrebbe mai potuto fare un lavoro del genere. E quindi primo
prima preziosità alla quale vengo in qualche modo accostato. Contatta Fonso Genchi, il presidente dell'Accademia della Lingua Siciliana. Oggi ringrazio lui, ma ne approfitto per ringraziare anche il vicepresidente che è qui presente, quindi l'altra figura, il prossimo ringraziamento va all'Accademia della Lingua Siciliana. La prego di accogliere veramente il mio entusiasmo, la mia gratitudine, se può, di dispensarla un po' a tutti quanti in Accademia, specialmente alle 10 o 12 persone che costituiscono, diciamo, se ho capito bene, l'organo di controllo, chiamiamo così, attraverso cui quest'opera è passata. Io l'avevo scritta in deliano, dialetto, niente di male, ma ve lo immaginate se io oggi venivo a Camastra e presentavo un libro in deliano? Un camastrissimo avrebbe potuto dire ma presentatelo a Delia, no? Perché ogni dialetto tende a avere anche la sua autonomia, viva gli scambi. Però io oggi questo libro lo posso presentare qui, lo posso presentare a Palermo, lo posso presentare a Catania perché è scritto in lingua. L'Accademia ci ha buttato l'occhio, mi ha dato le direttive, mi ha fatto le correzioni, mi ha istruito su come si scrive ciore, faccio l'ipotesi, e oggi il libro è scritto in lingua siciliana e quindi può rappresentare, per chi lo vuole, non è appassionato di poesia ma è appassionato di linguistica, può rappresentare un testo di studio, un testo di riferimento. Tra l'altro contiene, ed è stata messa all'inizio apposta, questo libro, una lunga ed esaustiva nota proprio scritta dal caro Fonso Genchi, che è una nota di carattere fonetico, dove spiega il perché e il per come sono scritte le parole, spiegando grammatica, sintassi e tutto quanto. Quindi questa è un'ulteriore preziosità. Nel fare questo lavoro l'Accademia, se mi tiro i ponti fermatemi, abbattetemi, però voglio dire, vi devo raccontare il lato umano, vi devo raccontare la scoperta dell'identità di questo libro, come si è arrivati alla pubblicazione. Nel fare questo l'Accademia erano così gentili, anche nei modi, così premurosi nel dare le loro direttive, che come se quasi quasi mi dicessero: se non ti offendi, se non ti urti, se non lede il tuo dialetto, sta parola dovrebbe essere scritta in quest'altro modo. Urtato io, dico, ormai io ero entrato nel mood, avevo capito la direzione che avevamo preso, quindi non potevo non apprezzare. Io se scriverò domani un'altra cosa in siciliano, busserò all'Accademia, cioè è inevitabile, è una preziosità disponibile, è una presenza disponibile, e quindi grazie anche a loro. Aspettiamo qualche altro giorno perché deve arrivare la nota critica della presidente del Museo delle Arti Moderne di Palermo. Dico, tu sei un pazzo furioso, però ancora una volta, salve, ancora una volta viene coinvolta in questo progetto, perché non è più un libro ma un progetto, viene coinvolta un'ulteriore figura che ci fa avere la sua nota critica, e quindi ringrazio, anche se non è presente, la Martinez, che è la dottoressa Martinez, che è la presidente del museo, e chissà che un domani non si riesca a presentare questo libro anche a Palermo, magari ospiti proprio del museo. Tra l'altro il museo, leggevo su Facebook, strumento moderno, leggevo su Facebook questa notizia, la Galleria d'Arte Moderna di Palermo proprio in questi giorni sta ospitando la mostra di Onofrio Tommaselli, un pittore della Sicilia verista. Mi è sembrata una affinità con la festa dell'identità siciliana. Se andate a guardare le grafiche, cercate Onofrio Tommaselli, basta che ci buttate l'occhio, vedete che grondano sicilianità da tutte le parti. Quindi, e così arriva la preziosa nota. E finalmente questa è la storia, il valore che sono riuscito ad apprendere sul mio stesso libro e che non mi sarei perso se avessi usato gli strumenti disponibili in un determinato modo. A questo punto tiro le mie personali conclusioni e le butto qui sul tavolo dei lavori, sul quale sicuramente poi si succederanno opinioni ben più ferrate, ben più documentate delle mie. Le mie sono soltanto opinioni personali, però le butto giù lì a dare inizio ai lavori, quindi si può essere pro o contro, sono opinioni che ci scambiamo. Ecco, comunque voglio dire, vorrò scambiare piacevolmente con gli altri relatori per questa festa dell'identità
siciliana. Però, diciamo, prima di fare questo, se permettete, mi sembra anche giusto che dopo che ci siamo letti un paio di haiku giapponesi, magari Eliana, se vuole, ci legge qualche haiku tratti invece in siciliano, tratti invece da questo libro, proprio per atterrare nella sicilianitudine, e poi prometto gli ultimi 2 minuti e ho concluso. Arsura ugnegghè e unniti giri giri acqua di mari. Uscampuluni ogni 1000 anni e dunni vinni oi sta filigna vagnata, vavaluci. Non sunnu li pecori e mancu li cani, lupi curaru fa la mannera. Lumì, macri, chiazzi, arancini, cori ugnegghè. E chi ne sanno di beddi carretta, tutti giumma, pinnacchi e cunta di milli colura, di lirini di una povera iumenta. Grazie, grazie. Letti diciamo così a voce fanno sicuramente più effetto di come si possono descrivere. Allora, che c'è un modo per scrivere correttamente Ciori, io me lo devo andare a studiare, e non solo perché me lo ha imposto l'Accademia e basta. Infatti l'Accademia stessa mi ha fornito regole sintattiche e grammaticali e mi ha invitato ad andarmela a verificare. Ed io, prima di cambiare una parola sul libro, mi sono andato a studiare la relazione che aveva scritto appunto Fonzo Genchi, perché era il mio sforzo individuale nel contribuire all'identità siciliana. Sentite anche quest'altra iniziativa stupenda, ho quasi finito, che sta avvenendo in varie parti del mondo. Mi sembra l'esempio perfetto, sta proprio accadendo anche qui in Sicilia. Moltissime culture locali, come anche quella siciliana, stanno collaborando con enti privati e pubblici per addestrare gli algoritmi moderni a riconoscere le loro lingue locali. Che cosa significa? Per fare un esempio, significa che fra qualche mese su YouTube, per dire, in un video in inglese o in francese o in italiano, uno potrebbe settare i sottotitoli in siciliano, perché l'algoritmo è stato addestrato a riconoscere e a gestire anche quella lingua. E questo o non è un modo per salvaguardare un pezzo della nostra identità? Eppure è un'attività che necessita che qualcuno, anche amante della lingua locale, esce fuori dalle sue competenze, si mette e con pazienza acquisisce pratica con le tecnologie, si interfacci con multinazionali che probabilmente della sua realtà locale non ne sanno assolutamente nulla. Abbiamo tutti il dovere di promuovere l'identità siciliana, ma non come una questione solo per una questione di principio, men che meno con timore o ripulsa nei riguardi del resto del mondo, come se ci dovessimo difendere da un invasore, ma, come dicevo, in modalità creativa. È più faticosa, però è creativa. L'asse portante, a cui mi riferivo all'inizio, quella preziosità, l'asse portante, i lavori stessi che ho raccontato e che hanno portato a questo libro, si riferisce proprio a questo, la conoscenza. Oggi la conoscenza della propria identità passa, secondo me, necessariamente dalla conoscenza del mondo. Ci si arriva non solo per continuità, quindi guardando alla propria terra, alle proprie radici, ma anche per contrasto, cioè spingendo, anche se a fatica, lo sguardo in modo da proiettarsi alla globalità, senza smarrircisi dentro. Vanno in sostanza trovati modi, metodi nuovi, spazi nuovi per mantenere la Sicilia. Noi abbiamo un tesoro. Io non parlo di sperperare il tesoro, ma di trovare altri scrigni, ulteriori scrigni che possano contenere un eventuale moltiplicarsi di questo tesoro. La nostra cultura non va diffusa solo qui da noi, in spazi ristretti, che diffusione è? E non va neanche manifestata a destra e a manca senza alcuna strategia. Vanno esplorati bene gli ambienti atti a riceverla, vanno conosciuti gli interlocutori, vanno studiati gli strumenti, e allora, lì dove è possibile, se possibile, si pianta un seme di Sicilia. L'identità siciliana, in conclusione, non va eretta come un monumento ai caduti di questi tempi, secondo me va piuttosto piantata come un seme.
Se abbiamo individuato e poi imparato a curare il terreno giusto, allora, secondo il mio modesto parere, l'identità siciliana può rifiorire qui e può fiorire ovunque. Grazie per l'attenzione.